Settima e conclusiva corsa dal Savio, un confronto a reclamare sul miglio. Briscola Matley, Bagarra, Aliante Regal, Guario Cass, Beyoncé Jet, Allegro Lassoli in prima fila, Tancredi Sartor, Andreotti G&G in seconda. Si contendono il pronostico Briscola Matley numero 1 e Beyoncé Jet numero 5. Macchina che accelera. Partiti in questo momento con tentativo dall'esterno di Beyoncé Jet, anzi di Aguario Cass di assumere il comando. Aguario Cass velocissimo, riesce a sfilare in 100 metri e a guidare nei confronti di Aliante Regal. È rimasta all'esterno invece Allegro Lassol. Vediamo dopo 200 metri in 14,6. Aguario Cass continua a guidare a buona andatura, completa un quarto iniziale svelto in 29,3 e acquisisce 2 lunghezze abbondanti di margine nei confronti di Aliante Regal. Allegro Lassol invece è rimasto all'esterno e ovviamente si adegua, visto il ritmo imposto dal leader che completa i 600 in 45 da 1,15. Siamo ora davanti alle tribune con sempre 2 lunghezze di margine per Aguario Cass, che precede ora Aliante Regal, ma Beyoncé Jet avanza con decisione al largo e si sistema direttamente in schiena al battistrada Aguario Cass. Quindi i 2 più attesi subito, primo e secondo, dopo lo scatto di Beyoncé Jet. C'è ora anche il tentativo di progressione di Andreotti G&G che costringe Beyoncé Jet a anticipare l'attacco. Beyoncé Jet però liquida già a 400 dalla conclusione il leader, ma viene attaccato a sua volta da Andreotti G&G che sta passando. È passato Andreotti G&G, ora deve vedersela con Tancredi Sartor che scatta al suo esterno, retta d'arrivo con Andreotti G&G e Tancredi Sartor in lotta. Andreotti e Tancredi, sbaglia Andreotti G&G, passa Tancredi Sartor e viene a concludere vincitore nei confronti probabilmente di Briscola Matley, che ha ragione di Beyoncé Jet nel finale. La vittoria però è per Tancredi Sartor. Marco Basile in sediolo e al training per conto del signor Nunzio Nappo. Un bel primo piano per Tancredi Sartor, che era abbastanza ignorato al totalizzatore, invece viene a vincere molto bene nel finale con secco spunto. Marco Basile, Tancredi Sartor. È tutto per questo convegno di corse dall'Ippodromo del Savio. L'appuntamento è per martedì prossimo, 30 agosto.